Buongiorno ragazzi, dunque oggi giornata fantastica di sole ma molto fredda, ci sono circa 2 gradi e praticamente li sto un po' patendo, ma però non posso fermarmi e non posso farmi fermare dal freddo, perché come dicevo anche sul video precedente, la gravel è per ogni stagione, per ogni temperatura, per ogni tipo di fondo, che sia asfalto, che sia ghiaino, che sia fango, insomma. Allora oggi faremo un giro ad anello di 120 km circa. Sono partito da Vigonza, ho già fatto i primi circa 5-6 km o 10, non ho guardato, comunque più o meno sono questi. Sono a Cadoneghe e adesso sto facendo l'itinerario del Brenta e dunque ci dirigiamo verso il Vicentino. Andremo a visitare il santuario della Madonna di Monteberico e poi torneremo indietro per Padova e poi Vigonza di nuovo. Dunque un giro di 120 km, state con me, mi raccomando. Siamo ancora sull'itinerario del Brenta, fantastico, si viaggia benissimo, c'è qualche pezzo di sterrato, però la maggior parte comunque asfaltato, si incontrano pedoni, si incontrano un po' di gente che fa qualche passeggiatina al mattino, dunque non sono solo io a sfidare il freddo. La prima analisi dei primi 30 km fatti, siamo arrivati a Poiana, dunque abbiamo fatto tutto l'itinerario del Brenta fino a circa a Limena, poi da Limena ci siamo un po' addentrati diciamo in paeselli tipo Campodoro, per strade secondarie non trafficate, asfaltate. Dunque diciamo che a parte il primo pezzo che comunque prevede gli sterrati, il secondo la maggior parte di asfalto su strade secondarie. Ora siamo arrivati a Poiana, dunque siamo diciamo vicino a Gresignano di Zocco e adesso prendiamo diciamo l'ultimo tratto della Treviso Ostiglia verso ovviamente Gresignano e basta, poi procederemo fino ai pressi di Vicenza, insomma, ecco. Bene, dai che andiamo. Siamo in zona Torri di Quartesolo, dunque siamo quasi arrivati a Vicenza. Abbiamo abbandonato la Treviso Ostiglia già da un bel pezzo e questo percorso sterrato diciamo alternativo alla Treviso Ostiglia è veramente incredibile, bellissimo, fatto di gincane, di piccoli ponti, che costeggia comunque un piccolo canale, ma è veramente divertentissimo, dovete provarlo assolutamente.
Avete il Tesina qui alle mie spalle, stiamo prendendo questa bellissima ciclabile, ecco, siamo sempre a Torre di Quartesolo e adesso praticamente ci perdiamo nella fitta reti di ciclabili che c'è qui nel Vicentino, perché io ovviamente sono già venuto un paio di volte e sono stato esterrefatto veramente. Siamo quasi arrivati a Vicenza e siamo, diciamo, in una ciclabile, perché prima ho fatto uno sterrato, un single track pazzesco. Infatti guardate la bici come è messa. Mi sa che poi urge veramente una bella doccina qui alla bici, guardate. Tra un po' inizia la salita al Monte Berico del Santuario. Dai che si vola! Comunque siamo quasi arrivati a metà strada e stiamo praticamente facendo la sperialità più impegnativa, cioè anche l'unica di questo anello. Comunque dai, siamo arrivati, adesso facciamo una visitina qui, poi mangiamo un boccone e poi finiamo questo bellissimo anello. Arrivati al 60° chilometro, dunque siamo a metà percorso. Ok, adesso poi riprenderemo la via del ritorno. Sono qui sul Monte Berico. Il cielo si è un po' coperto, insomma, di queste nuvole un po' grigiastre, insomma. Comunque la vista è veramente mozzafiato, qui bisogna veramente venire a piedi o anche in bicicletta, insomma, un po' di fatica, un po' di salita la si fa, saranno 300-400 metri più o meno di salita, però diciamo che tutti gli sforzi verranno poi ripagati da questa vista incredibile. Bene, adesso mangiamo un panino e poi ripartiamo. E qui si sale ancora, ragazzi, e siamo sulla dorsale dei Berici, un po' come la dorsale del Montello, insomma. E dunque abbiamo finito la salita, ma a un dislivello di 400, dunque non tantissimo. Bene, e adesso giriamo il sedere e andiamo verso Padova. Dal Monte Berico adesso siamo scesi, siamo zona Arcugnano e siamo in mezzo ovviamente ai Colli Berici. Prossima tappa, Lago di Fimon. State con me,
Siamo arrivati al lago di Fimon che, vabbè, più che lago è uno specchio d'acqua che ha dimensioni abbastanza ridotte, con una profondità al massimo di 2 metri, ed è anche, diciamo, questo piccolo lago è quello più, diciamo, il più grande, il più ampio della provincia di Vicenza, ecco. Bene, adesso ritorniamo indietro, arriviamo fino a Longare per prendere poi la ciclabile che ci porterà a Cervere di Santa Croce, che ci porterà a Selvazzano Dentro, Padova e poi Vigonza. Dovremmo in teoria, se non ricordo male, scendere giù per il Bacchiglione. Bene, andate con me. Qui c'è un altro strappetto da fare, d'altronde siamo in mezzo ai colli iberici. Abbiamo finito praticamente la ciclabile berica, ha fatto un piccolo tratto di sterrato, ci ha fatto attraversare il Bacchiglione, adesso ce l'abbiamo sulla nostra sinistra, il Bacchiglione lì in fondo più o meno. Adesso praticamente cominceremo a prendere questa, diciamo, questo sterrato che ci porterà, diciamo, verso Selvazzano, verso Padova, verso Vigonza, dove si chiuderà poi il giro. Allora, la giornata purtroppo niente, si è assestata, diciamo così, però lì in fondo vi faccio vedere un po' i colli euganei in questa atmosfera veramente incredibile, fantastica, con dei colori veramente belli. Bene, rimettiamoci in carreggiata, dai ragazzi, dai. Allora, questa lunghissima via sull'argine del Bacchiglione ci ha portato praticamente a vedere questa bellezza. Guardate. Ci dirigiamo verso Padova, sempre avendo sulla nostra sinistra il Bacchiglione, che ogni tanto lo vediamo, ogni tanto scompare per poi riapparire, perché questa è una ciclabile veramente con i fiocchi. Questo aggiornamento, siamo tra Pralungo e Selvazzano Dentro, siamo costantemente a fianco del Bacchiglione. Infatti ho fatto, non so se avete visto, una foto in un approdo che hanno fatto di recente, comunque è anche navigabile questo fiume, fantastico, e ci manca veramente poco per chiudere questo anello, una quindicina di chilometri circa, anzi 20 più o meno. E che dire, è stata una giornata veramente gelida, fredda, il cielo si è oscurato dopo veramente poco, speravo che mi accompagnasse, il sole mi accompagnasse per tutta la giornata, invece nada. Vabbè, questa stagione è così. Bene, dai, spariamoci questi ultimi 20 km di bellezza. E 105esimo chilometro e il Bacchiglione ci ha portato a Padova.
Wow, sempre bello venire qui in centro. Per le ciclabili però, non per la strada. Oh. E qui c'è anche un canottiere qui. Fantastico. Questo è un temerario o temeraria. Vabbè. Una temeraria. Bene ragazzi. Ormai ci manca veramente poco per arrivare a Vigonza. E adesso da Stra stiamo arrivando a Vigonza e stiamo chiudendo il giro. Allora penso che il chilometraggio sia un po' più di 120 km, adesso lo vediamo un po' alla fine, dai. Qui si chiude l'anello, ci mancano praticamente 500 metri, siamo arrivati a Vigonza dove siamo partiti questa mattina e dunque il giro si è concluso con circa 24 km e 430 di dislivello positivo. Poi cosa dire, percorso veramente entusiasmante, magari se non volete farlo diciamo d'inverno con queste temperature, fatelo in primavera estate, ma fatelo perché veramente merita molto. Si sta facendo buio, le giornate purtroppo sono molto corte, di conseguenza bisogna anche cercare di calibrare il chilometraggio in base a... Vabbè. Niente, allora io chiudo qui il video, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale Non Solo Gravelandre, visitare i miei canali social Instagram e YouTube, mi raccomando seguitemi e mettetemi un sacco di mi piace, mi raccomando. Bene ragazzi, al prossimo video. Bene, ciao, alla prossima.